11 Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, benvenuti ad Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Oggi andiamo in onda da Gorizia, dove si sta svolgendo un festival giunto ormai alla 21ª edizione. È il festival È Storia. È un festival molto specifico perché appunto è dedicato agli studi storici e porta ogni anno un grande numero di studiosi di fama internazionale a intervenire sui temi che sono poi certo storici, ma che poi hanno un riflesso, un riverbero sulla attualità. Quest'anno si parla molto in effetti delle guerre che stanno purtroppo costellando la mappa, diciamo, dell'Europa centrale e del Mediterraneo, quindi Ucraina e Gaza ovviamente. Voglio innanzitutto però partire da una intervista che mi è capitato di fare questa settimana per l'uscita del libro di Joan Baez, Se incontri mia madre, chiedile di ballare, edito dalla nave di Teseo. Joan Baez non ha bisogno di molte presentazioni, è stata una delle cantanti folk di protesta più note degli anni '60, ha fatto Woodstock, è stata la fidanzata di tal Bob Dylan. Di Bob Dylan ha interpretato benissimo alcune canzoni, però ecco, diciamo che rinchiuderla nel cliché della cantante di protesta forse è un errore. Ce lo mostra questo libro, ma ce lo mostra anche un altro fatto. Una volta mi è capitato, ma a tutti i fan dei Judas Priest mi è capitato appunto di vedere un concerto dei Judas Priest, che sono metallari cattivissimi, borchiatissimi, durissimi, velocissimi, però uno dei loro grandi successi è Diamond and Rust, che è una canzone di Joan Baez, anzi la canzone che Joan Baez dedicò alla fine della sua relazione con Bob Dylan. Ecco, 15.000 metallari che cantano a squarciagola Diamonds and Rust ci dice che forse quella canzone e la sua autrice, cioè Joan Baez, non si possono rinchiudere nel cliché della cantante di protesta, anche se sicuramente lo è stato. È stata su posizioni di sinistra, ultrasinistra anche. Oggi è una signora di 84 anni, estremamente gentile, estremamente elegante e pubblica questo libro, che è un libro che non ha niente a che vedere in realtà con la politica, ma è un libro molto personale, che include prose liriche e poesie scritte nel corso degli anni, e ha questa caratteristica che Baez ci ha raccontato a me e agli altri giornalisti presenti, ovvero che qualche anno fa, ormai sono passati quasi 2 decenni, insomma 18 anni fa, lei è stata diagnosticata una sindrome dissociativa della personalità, cioè ci sono tante Joan Baez, sono tutte nella testa di quel corpo lì, e alcune di queste Joan Baez, ci ha spiegato lei, sono scrittrici e quindi è come se avesse scritto il libro sotto dettatura di una delle sue personalità. Ora, voi forse vi chiederete come sia possibile non impazzire viste le condizioni di salute. E lei ha spiegato che appunto attraverso i farmaci e attraverso una specie di come dire, di meditazione, riesce a tenere sotto controllo le Joan Baez che abitano nella sua testa. Una storia incredibile. Le abbiamo chiesto se da che cosa dipendesse questa malattia,
scusate, lei ha spiegato che fin da giovane aveva sofferto di problemi di natura psichiatrica, che aveva fortissime ansie, periodi di depressione, tutto il campionario che conosciamo, diciamo, del disagio psichico e, che però, diciamo, aveva avuto degli ottimi medici che avevano fatto in modo che lei potesse funzionare perfettamente nel mondo, quindi potesse coltivare la sua carriera, potesse andare con qualche misura di controllo anche in tournée. Quindi niente droghe, disciplina, sonno abbondante, dieta, meditazione, attività fisica, farmaci. E a un certo punto però lei ha voluto cercare cioè sentiva che lei funzionava, nel senso un po' meccanico del termine, ma c'era sempre qualche cosa di irrisolto, no, c'era sempre qualche cosa di brutto, di oscuro dentro di sé e non riusciva a capire cosa fosse, quello non riusciva a intaccarlo e a rimuoverlo. Per questo si è affidata a una terapia più profonda e ha scoperto di un ricordo rimosso, ovvero di essere stata abusata fisicamente, violentata quando era ragazzina, quando era giovane, bambina. Ehm, Francamente la cosa, mi ha colpito, tant'è vero che le ho chiesto se lei, questo ricordo, come dire, lo conoscesse, se l'ha scoperto, e che quale grado di realtà può attribuire a questo ricordo, no, magari io ho pensato: magari può essere un ricordo autoindotto. Lei ha spiegato che è normale nei casi di abuso, rimuovere il trauma, che però rimane sempre lì sotto traccia, e che quindi non c'è da diciamo, le mie domande non c'è da stupirsi, ecco, che sia saltato fuori in tarda età e attraverso una terapia psicanalitica e psichiatrica. Ehm, e questo è, diciamo, il cuore del libro, nel senso che appunto, ripeto, il libro è stato scritto dalle Joan Baez che fanno le scrittrici, ci ha detto lei, quindi sotto dettatura per certi versi. Ci sono dentro dei pezzi molto diversi, ci sono delle vere e proprie poesie, ci sono delle prose liriche, c'è il ricordo di alcuni dei più grandi artisti, musicisti rock del XX secolo. C'è naturalmente Bob Dylan che però non occupa un ruolo centrale nel libro, non aspettatevi chissà che, è un ricordo di Bob, invece diciamo, sono più interessanti i ritratti che fa di Jimi Hendrix e di Leonard Cohen. Leonard Cohen, un grande signore con una grande donnaiuolo anche, con una vocazione spirituale sempre inespressa, poi a un certo punto la esprimerà perché diventerà monaco buddista per un certo periodo anche abbastanza lungo. E poi c'è Jimi Hendrix che viene invece presentato come un personaggio vulcanico. Qui c'è stato un piccolo siparietto perché qualche anno fa divenne virale una foto in cui Jimi Hendrix e Joan Baez si passavano un bong, cioè si passavano un chilum, non so come lo chiamate voi, insomma quello strumento che serve per fumare la marijuana. La foto divenne virale, alla fine Joan Baez spiegò che in realtà era photoshoppata e appunto ci ha spiegato perché, infatti non potendo assumere droghe per via dei suoi problemi psichiatrici, certo non poteva farsi un mega spinellone con Jimi Hendrix. Jimi Hendrix raccontato come personaggio vulcanico, entrambi sono stati a Woodstock. Lei dice che la scena
della storia della musica rock in assoluto più significativa e quindi memorabile è Jimi Hendrix, che stravolge alla chitarra l'inno americano quando sorge l'alba su Woodstock. È un libro che secondo me merita, non vi dirò una menzogna, non è un libro bellissimo, di cui non si può fare a meno, si può fare a meno, però ve lo consiglio lo stesso perché comunque dà un'altra prospettiva su un personaggio che secondo me è appunto è un po', come dire, sottovalutata, che è chiusa nelle definizioni che ne sono state date, che sono giuste, sono vere, diciamo, quella appunto della cantante folk di protesta, e lo è stata, non c'è un minimo dubbio. Però è c'è un po' di più, ecco, c'è un po' di più da scoprire e quel po' di più è interessante e, forse interessante più, diciamo, dell'aspetto della protesta che ormai è un po'. C'è un episodio divertente che vi voglio raccontare, non c'entra direttamente con la politica. Anni fa, prima che Elon Musk entrasse in politica, la signora Baez si era comprata una Tesla, solo che, non essendo una provetta guidatrice, subito dopo averla acquistata, si è andata a schiantare contro un albero a bassa velocità, ma sufficiente per fare un grosso danno alla macchina. Beh, a questo punto ha detto: "Cosa faccio, cosa non faccio, cambio macchina, la faccio aggiustare." Alla fine fa rimettere a posto la Tesla e si schianta una seconda volta. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Ma sì dai, facciamola aggiustare di nuovo. Seconda costosissima riparazione, a cui segue il terzo botto in auto. A quel punto Baez si convince che la Tesla non fa per lei e, in conferenza stampa, scherzando, ha detto: "Ma forse è stata una premonizione", perché poi come sappiamo Musk è sceso in politica accanto a Donald Trump e diciamo che Donald Trump e Elon Musk non sono certo i leader, diciamo, di questa sinistra un po' radical chic che incarna Joan Baez. Ehm, C'è un'ultima considerazione che voglio fare, ovvero, è anche un po', come dire, stupido secondo me, scartare quello che Joan Baez ha da dirci anche in campo politico, perché appunto è una radical chic, cosa che mi sembra abbastanza innegabile. Perché il suo punto di vista, non va confuso con il punto di vista, diciamo, del cantante medio italiano. È vero che lei è stata contro la guerra del Vietnam, ma diciamo in un modo addirittura filo Viet Cong, qualcuno dice. Però, in questi grandi personaggi americani c'è sempre la consapevolezza che l'America può sbagliare finché vuole, può essere in mano a gente malvagia, ma che alla fine l'America è l'America e prima o poi riuscirà a reagire e a rimanere il faro della democrazia e della libertà d'espressione nel mondo. C'è sempre comunque un orgoglio filo-americano che è completamente sconosciuto invece ai radical chic di casa nostra, che sono anti-italiani, per i motivi sbagliati, tra l'altro. Niente, quindi qui vado a concludere la prima parte. Ci sentiamo una canzone di Joan Baez, però nella versione di Judas Priest. E quindi ci ascoltiamo Diamonds and Rust, la canzone che Joan Baez dedicò al suo vecchio fidanzato, quella sagoma di Bob Dylan. So over the years, as you would imagine, we've written a lot of heavy metal songs, hundreds by now, but we've always kept a lookout on the musical landscape for other great songs that we can give the Judas Priest treatment to. You can do that with a good song, you can make it into anything you want, and that's what we did with this next one. It was a
I'll be damned. Here comes your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full. Rieccoci a Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, quella intorno a me è la stanza d'hotel di Gorizia, dove è in corso il festival È Storia, un festival ormai prestigioso con tanti anni di attività, con una quantità di ospiti incredibile, e che ha il suo successo. Contate che Gorizia non arriva a 40.000 abitanti, ma in questi giorni, questi 4 giorni di festival, raddoppiano, perché l'anno scorso, ad esempio, furono 42.000 i visitatori. E appunto per un festival di settore, solo storia, non è così scontato, anzi per niente lo è. Bene, il tema di quest'anno è molto interessante, è un tema centrale nel dibattito politico e anche culturale di questi anni, perché il tema è la città. Dire la città significa dire ovviamente i modi della convivenza che noi scegliamo, ma significa anche, poi c'è un versante, diciamo, culturale, storico, ma anche politico ed economico, cioè dal punto di vista politico sono tanti, come dire, gli studiosi che nel modello attuale di città vedono qualcosa che non torna, perché se interi quartieri sono, come dire, separati dal resto della città, se il centro vive in un modo, la periferia è isolata e vive in un altro, qualcosa non funziona, alla fine la convivenza è destinata a non funzionare. E questo lo vediamo tristemente accadere nelle grandi città, l'avevamo già visto, ad esempio a Parigi, ma quel modello purtroppo mi sembra che stia prendendo piede anche in Italia, a Milano soprattutto. Quale rimedio sia possibile apporre, francamente lo ignoro, però sicuramente questo è uno dei temi più dibattuti. Un altro tema molto dibattuto è diciamo la nuova città che deve essere green, e quindi sì, piste ciclabili, emissioni zero e cose del genere. Devo dire che quest'ultimo tema, che era parso centrale per molti anni, è, come dire, evaporato nel momento in cui è scoppiata la guerra del gas in Ucraina, e abbiamo dovuto adattarci a cambiare fornitori di gas. Cioè, voglio dire, di fronte alla emergenza energetica, il green è passato decisamente in secondo piano. C'è poi un'altra riflessione da fare sul green, cioè spesso noi ci chiediamo perché le nostre città sono piene di piste ciclabili. Ora, per una città come quella dove sono ora, Gorizia, è perfettamente spiegabile. Ci sono dei controviali di epoca asburgica dove c'è un sacco di spazio, la città in gran parte, quasi tutta la parte italiana è in piano, ci sono dei percorsi che si possono fare fuori città anche, e quindi è ovvio che si muovano in bicicletta, no? Assolutamente, qui le piste ciclabili servono, sono utili. In altre città come Milano francamente alcune sono incomprensibili, perché a meno che uno non si voglia godere una bella pedalata tra un camion e l'altro, oppure voglia ballonzolare per chilometri sul pavé, o insomma è abbastanza incomprensibile, ma diventa comprensibile perché qual è Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online.
semplicemente radiolibertà.net. Da conciliare con appunto l'idea di Unione Europea che abbiamo noi, cioè come fai a conciliare come dire, il nazionalismo alla fine, cioè la grandeur, cioè alla fine il nazionalismo francese con lo spirito universale che deve avere invece una federazione europea. E De Gaulle spiega che invece questo è perfettamente possibile e che l'Unione Europea deve essere principalmente un'unione economica e nel momento in cui invece ci sono delle decisioni politiche, ogni attore deve arrivare con la sua idea. Ma si può anche andare su alcuni temi in ordine sparso, diciamo così. Poi c'è un altro tipo di Europa, che è l'Europa federale, che è quella diciamo sognata da Kant, che appunto viene intervistato a Königsberg, che era la capitale prussiana, e qui c'è un tipo di federalismo che può ricordare il federalismo degli Stati Uniti. Naturalmente poi questo si inserisce nel discorso sulla pace di Kant. Kant, come sapete, ha scritto un pamphlet, un saggio sulla pace universale, come mantenerla. Gli fa da controcanto von Clausewitz, che invece appunto ha scritto un memorabile libro sull'arte della guerra. E poi però c'è una storia letteralmente incredibile che io non conoscevo, magari voi sì, ve la racconto molto brevemente. Per 5 secoli quasi c'è stata una zona d'Europa che oggi viene indicata come Commonwealth polacco-lituano, cioè era una fetta di terra che partiva dalla Lituania, da Vilnius, scendeva in Polonia, toccava Cracovia, poi girava, per così dire, verso est, arrivava a Odessa e alle città oggi contese che danno sul Mar Nero, e includeva anche la Crimea, che di queste terre contese è la principale. Questa zona geografica era governata da un consiglio che apparteneva, in cui partecipavano stati diversi e comprendeva una popolazione che era incredibilmente varia. Erano rappresentati tutti e tre i monoteismi, il motivo per cui nell'Europa centrale c'è una forte presenza ebraica è anche questo, che il Commonwealth era particolarmente tollerante, per cui gli ebrei ci andarono tanti, in massa. E quando si dice che i turchi furono sconfitti alle porte di Vienna, furono sconfitti dall'esercito del Commonwealth polacco-lituano. Questa è una storia incredibile che io non avevo mai sentito, però ci fa vedere un modo di convivere in Europa diverso da quello che siamo abituati a considerare. Multietnico e funzionante, ma quello che emerge anche dal libro è che un tempo c'erano tante città che avevano questo statuto multietnico e che in qualche modo però funzionavano. Basta pensare, non so, a Vienna, alle città dell'impero austro-ungarico. Lì, prima dei nazionalismi novecenteschi che hanno ucciso l'Europa sostanzialmente, lì prima c'era qualche cosa che è quello che noi stiamo cercando, cioè c'era un modo di convivere tra popoli diversi. Odessa era un carnevale di popolazioni diverse. I genovesi di Odessa erano una grandissima. Istanbul era uguale,
era anche quella una città multietnica vera, lo è ancora in parte. Quindi diciamo che c'è qualche cosa da capire nel nostro passato, non bisogna però fermarsi al Novecento, che è stato il secolo in cui l'Europa si è suicidata. Noi dobbiamo, attraverso i nazionalismi, noi dobbiamo guardare a epoche più lontane, in cui spontaneamente quasi l'Europa aveva creato delle città dove convivevano tranquillamente popoli diversi e religioni diverse. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ciao. Avete ascoltato Alta Tiratura.